In un primo fratello momento i e genitori e la adesso comunità collabora non credevano a questi nel racconti della bambina. Dicastero per il A dialogo seguito dell'apparizione, interreligioso però, a sulla Roma. mano sinistra di Teresa è Ringraziamo il apparso un Signore per segno che lei ha averlo con detto noi. essergli stato. Siamo radunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È una giornata speciale perché è Natale e anche una ragione, no, di venire a messa alla notte per essere testimoni non è del compleanno di Gesù, ma della sua nascita tra di noi. E ci prepariamo alla celebrazione di questa Eucaristia, chiedendoci se la nostra preparazione ci ha aiutato a aprire i nostri cuori, le nostre famiglie per accoglierlo. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Oh Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura. Ci è stato dato un figlio, dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta
quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio onnipotente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Pregheremo dicendo ad ogni preghiera: oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Seconda lettura. È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini. Dalla lettura di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Vi annuncio una grazia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei il giorno del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernotando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che li ama. Parola del Signore. Come l'ha detto Eda, proveniente dal Congo, per condividere con voi la mia gioia di essere un cattolico, perché credo che la festa di Natale ci fa tutti sentire veramente che siamo cattolici, nel senso che Dio è cattolico. Se Dio è cattolico è perché Gesù è diventato uomo, e diventando uomo, nella mia definizione, tutti gli uomini, tutte le persone sono cattolici. È Dio che ci dà quella possibilità, perché Lui accetta di diventare una persona umana, nascendo come e vivendo tra di noi. Non so se avete mai pensato che cosa vuole dire Dio. Essere Dio che cosa vuole dire? È lontanissimo, è grande, è difficile parlarne, è difficile anche per noi veramente capire quello che è. Sto lavorando adesso nel Vaticano, diciamo che siamo tra quelli che aiutano il Papa e so la difficoltà che hanno tante persone a incontrare il Papa. Anche forse che tra di voi ci sono tanti che vi piacerebbe incontrarlo e salutarlo, ma non è che sia così facile. Ma il Papa è una persona che incontriamo ma conosco tutte le difficoltà, ma lui rimane una persona. Ma Dio è ancora più alto, più lontano, più fuori, diventa un bambino. E vuole dire che può piangere, può toccare le cose, tutte le cose che fanno parte della nostra storia, della nostra esperienza, diventano anche le cose che fanno parte della sua vita, della sua esperienza. Lui accetta di fare così per darci la possibilità anche di dare un po' di divinità alla nostra vita. Lui diventa una persona per darci la possibilità di dire che possiamo anche noi diventare divino. Insegnando a Taiwan in Cina, avevo uno dei miei colleghi che
un professore di taoismo, che diceva non posso diventare cristiano, perché nel cristianesimo è impossibile per lui, la persona, diventare un Dio. Io l'ho detto, quel cristianesimo che lei ha imparato non è vero, è falso, perché la vera dottrina del cristianesimo è proprio quello che Dio accetta di diventare una persona. Noi se diventiamo divino non è perché noi decidiamo di farlo, ma perché ci è dato. Nelle preghiere che nelle letture che noi abbiamo ascoltato oggi, nella prima lettura, nella seconda lettura, nell'acclamazione del Vangelo, è ripetuto una cosa, un Salvatore, un Salvatore. E nel fatto di venire in questo mondo, che Dio ci dà questa possibilità. E questo cambiamento diventa quando Lui, un Dio che poteva rimanere sempre in cielo, accetta di venire in questo mondo e così ci salva da quella natura che, essendo umano, perché noi diventando umano, tutto quello che potevamo pensare sarebbe solo delle cose di questa terra, queste esperienze quotidiane che noi abbiamo, che vogliono dire cosa? Nascere, crescere, morire e poi niente. E se noi torniamo alla nostra vita quotidiana e svegliarsi, pensare che cosa mangiare, stancarsi tutta una giornata, poi ritornare a casa e così. La venuta di Gesù nel nostro mondo ci apre, ci dà un'apertura più grande da quello che noi potevamo pensare, perché Lui porta quella divinità nella nostra vita e quella cosa diventa importante. E per quello che io dicevo, la cosa che noi stiamo celebrando oggi è quella chiamata alla cattolicità, perché Dio diventando uomo dà quella possibilità a tutta l'umanità, perché la scrittura che abbiamo ascoltato dice una gioia, una grande gioia, una buona notizia. Che cosa è quella buona notizia che è per tutti? Che è nato questo bambino che porta questo cambiamento. Forse che tornando a casa sarà meglio continuare una riflessione. Se Gesù che viene nella nostra vita ci è presentato come un Salvatore, da che cosa ci salva? Perché ciascuno di noi, basandosi sulla sua esperienza, sulla sua difficoltà, abbiamo diversi tipi di servitudine, siamo prigionieri di differenti cose. E dunque è meglio dare un nome, nominare la schiavitù, che la nostra consapevolezza che Gesù entra nella nostra vita viene a liberare. Vengo dall'Africa, vengo da una mentalità forse tribale e per me riconoscere che Gesù ama tutte le persone, tutte le tribù, mi fa pensare che non posso più non amare l'altro perché non è nella mia tribù. Mi sta salvando di pensare al mondo pensando alla mia tribù, alla mia piccola famiglia. Qualcun altro avrà un'altra forma di schiavitù. Ritornare a casa e pensare, se Gesù, tu sei il mio Salvatore, che cosa vuol dire che tu sei veramente il mio Salvatore? Perché quando saremo capaci di dare un nome, nominare quella schiavitù, saremo anche capaci di accogliere quello Gesù. I popoli di Israele sono stati preparati per più di 2000 anni alla nascita di Gesù.
Ma quando arriva questa occasione, e purtroppo Gesù non ha trovato tra di loro un alloggio, è andato in questa mangiatoia perché vicino tutti gli altri vivevano in una schiavitù di pensare, dare la priorità a quelli che hanno nome, hanno soldi, hanno tutte quelle cose, no, che sono dei criteri umani. Hanno dovuto anche loro, no? Dovevano anche loro essere salvati di questo. I pastori che sono più liberi sono capaci di riconoscere e di andare, seguire quella curiosità che li portano a trovare questo bambino e non vedono solo un bambino, vedono qualcuno di più, perché c'è questo l'atto di adorazione e l'adorazione viene perché loro hanno ascoltato, hanno visto che sì, c'è qualcosa di più grande qui. Non avevano atteggiamenti che erano troppo complicati, erano più semplici, erano più liberi e dunque possono gioire di quello che è dato. Ritornando a casa, cerchiamo di continuare a fare questa riflessione. E così questo Gesù che viene oggi non sarà lasciato qui in chiesa, lo porteremo e continueremo a sperimentarlo come uno che ci porta veramente la salvezza, che ci libera dei nostri modi di pensare, dei nostri modi di fare e così vivremo un ambito che è liberato perché è pieno della presenza di Gesù nato, Gesù che è il regalo che Dio ci dà e che ci fa veramente sentire che sì, c'è quella parte della divinità che è nostra. Il Signore sia con voi. Proclamiamo insieme nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da Dio, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo nella gloria. Giudicare i e i morti, lo Spirito Santo, Signore e dalla vita.
Signore, rinnova la Chiesa con la luce della tua sapienza incarnata, perché renda testimonianza al mondo del tuo amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, il Natale sia festa anche per i malati, i soli, i poveri. Dove non giunge la nostra solidarietà, sii tu presente con il tuo amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Sia che il tuo Natale spinga i cuori degli arroganti a piegarsi all'umiltà. Il tuo esempio sia per loro amore e umanità. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, nella storia personale e comunitaria, oggi un rinnovato segno del tuo amore. Fa che comprendiamo che in te la nostra vita è storia di salvezza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ascolta, Signore, la nostra preghiera, quelle espresse e quelle che custodiamo nel segreto del nostro cuore. Concedi di vivere liberi dal male e di diventare ogni giorno di più ricchi del tuo ritorno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro umano. Lo presentiamo e diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto. Pregate per le sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Questa offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparso
occhi della nostra mente la luce nuova del fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore della realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo a voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua, ma di soltanto una parola.
Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza, per giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Ci sono degli annunzi, tra quali, prima il saluto di padre Edi Foschiato, perché non è che padre Edi è diventato un africano nero, siamo confratelli, allora lui è andato in un'altra parrocchia, io sono venuto qua, ma mi ha chiesto di portare portare le salutazioni. E poi c'è qualcuno che ha detto che ci scambia i saluti, i voti di Natale dopo questa celebrazione, allora di non partire subito perché c'è qualcosa che ha organizzato. Non è così? È così, ok. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon Natale, la messa è finita, andate in pace. Niente canto.
Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese.